Perché il siciliano quando all'estero diciamocelo, non è lo stesso siciliano che c'è in Sicilia. Ancora più orgoglioso, ancora più, diventa anche più creativo perché in un ambiente che non conosce credo che sia necessario raccontare. E lo facciamo con un piccolo negozietto in centro a un quartiere particolare di Berlino, aperti a conoscere anche tutte le nostre sfaccettature. Ovviamente ho qui gente che viene, gli racconto la Sicilia. Ricordiamoci che un tedesco che viaggia in Italia è un tedesco che vive un sogno. Quando viene qua si gode un sogno, quindi io lo faccio veramente con tutto il cuore e l'amore che abbiamo per la Sicilia. Siccome questa cosa viene recepita dal cliente, automaticamente ha un certo successo. Però non siamo solo noi, è anche il prodotto e la storia millenaria che la Sicilia può raccontare. Ma anche la Sicilia. Beh, non si vede, scusa, guarda lì.